Anche le piccole e medie imprese devono aprirsi al mercato e scommettere su se stesse, sulla propria capacità di essere attrattive, di produrre beni e servizi di qualità, apprezzati e ricercati su scala locale, nazionale ed internazionale. Ecco finalmente, ed è partito nel Veneto del fine crisi, un progetto messo a punto per valorizzare la voglia di fare impresa in modo innovativo nel territorio. Il messaggio lanciato dalla Federazione Veneta delle Banche di Credito Cooperativo con il progetto Veneto Mini Bond, in partnership con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo, sta oggi maturando riscontri interessanti. Il mini bond è un'obbligazione a termine, nel senso che l'impresa può raccogliere denaro da un sistema diverso da quello bancario a scadenza, quindi riceve del denaro ora e lo andrà a restituire con un certo tasso di interesse a una certa scadenza, quindi una forma di investimento alternativo a quello bancario, visto che il nostro sistema è considerato bancocentrico, quindi troppo legato al sistema bancario, è una forma alternativa per potersi proporre nel mercato dei capitali. Riteniamo che in prospettiva, anche tenuto conto della stretta che sta avvenendo a livello di credito, il bond sia una forma di successo, che potrà aver successo nel nostro sistema economico, soprattutto per il fatto che è uno strumento molto funzionale, molto malleabile, quindi si può effettivamente tramite questo sistema ottenere dei capitali. È chiaro che chi investe nell'impresa ha bisogno di informazioni, ha bisogno di un certo tipo di cultura che si apra agli investitori, ha bisogno di informazioni, quindi la fiducia si può avere dall'investitore qualora si dimostra in primis di essere trasparenti nella fornitura dei dati e delle informazioni, dall'altro di poter rispettare quelle che sono state le promesse o le attese in sede di emissione. Quindi immaginiamo che il pubblico dei fruitori di questo tipo di iniziativa possa essere assolutamente vasto. La formula si rivolge principalmente alla platea delle imprese regionali con fatturato mediamente compreso tra i 2,5 e i 100 milioni di euro, ma non intende abbandonare quelle sotto soglia, nell'ottica di farle crescere, strutturarle e renderle interessanti anche per gli investitori di mercato. Il network capillare delle BCC Venete cura lo scouting iniziale delle aziende potenzialmente finanziabili e in sinergia con Veneto Sviluppo si occupa della prima valutazione sulla fattibilità dell'intervento. Le banche nostre, il credito cooperativo, stanno stimolando gli imprenditori a emettere da un lato bond, sottoscrivendo parzialmente anche questi tipi di strumenti, proprio per dare l'esempio quindi anche agli investitori privati. Il fatto di poter contare su una presenza territoriale molto estesa, come lo è il credito cooperativo in Veneto, con 22 banche, con oltre 500 sportelli, ci permette di essere l'interlocutore principe per le nostre imprese, ma non solo le nostre imprese, ma anche a potenziali investitori. Crediamo che il Veneto sia un territorio assolutamente ricco di iniziative, ricco di imprenditori di prim'ordine che nel loro settore stanno facendo la differenza. Questa reazione immediata post-crisi sta dimostrando che il Veneto c'è e il Veneto è la regione in cui la nostra nazione può contare.